Cari amici Virtus, amici di Energia Verde, tifosissimi, eccoci qua. Abbiamo dietro di noi lo sfondo, la cattedrale, il Duomo di Padova. Ricordate tutti, la maglia del 70° della Virtus aveva questa immagine stilizzata e disegnata, e siamo con uno dei nostri, tra virgolette, idoli made in Virtus, Pippo Rizzi. Come stai, Pippo? Io bene in forma, dai. Bava, tutto a posto. Tutto bene, grazie. Allora abbiamo voluto fare questa chiacchierata con Pippo oggi. Allora Pippo, tu hai fatto tutto il settore giovanile in Virtus, adesso alleni mini basket in Virtus e allora partiamo da un po' dalla tua storia. Che ricordi hai di questo settore giovanile? Ricordi del settore giovanile stupendi, ricordi del settore giovanile bellissimi dove ho avuto grandissimi allenatori con i quali porto dentro un bagaglio tecnico sicuramente importante. Ho iniziato col mini basket a Saccolongo, dove tuttora alleno, e quindi anche questo per me è un valore aggiunto. E quindi ho fatto tutta la trafila del mini basket per poi arrivare nel settore giovanile e trovare allenatori importanti come Michele Caiolo, Massimo Omologo, lo stesso Frigio. E quindi ho avuto questa trafila qua, sono sempre stato Virtus, ho avuto sempre la fortuna di capitare in doppia eccellenza, quindi giocarmi campionati di eccellenza, e quindi il mio percorso è culminato quando in Under 20 abbiamo fatto un campionato di DNG. In quell'anno c'è stato proprio il campionato contro l'Albignasego, che è stato molto importante per la primo anno dopo il tesseramento dall'Albignasego alla corte del presidente De Marchi e Ciuc Benettolo come tuo allenatore, tra virgolette, senior, per la tua esperienza senior, che è stato sicuramente l'allenatore che mi ha lanciato, l'allenatore che mi ha spinto nel contesto senior, perché quell'anno mi ha fortemente voluto togliere dall'Albignasego per fare il terzo lungo. Ho avuto la fortuna di entrare in un contesto comunque dove i giocatori sono super, dove ho trovato moltissimo spazio. E si aprono le porte per la C-Gold, quindi scatta un gradino in più. Vai ad Arzignano con il coach Venezia che mi cerca in estate, grazie a Roberto Rugo, facciamo il pacchetto di Padovani Virtusini. Perché eravate in tre. Io, Riccardo Fontin e Stefano Cazzavara, un anno stupendo. 3 Virtusini. Esatto. Un anno stupendo perché abbiamo fatto un pacchetto Padovano al quale poi si è aggiunto Scatolin, e abbiamo fatto un anno super perché siamo stati la sorpresa del campionato arrivando terzi. Progetti per il tuo futuro, adesso la prossima stagione, sappiamo che la prossima stagione è chiuso con Arzignano, mi avvicino a casa, di categoria, ti avvicini a casa e vai al BAM. È una scelta dettata un po' dal fatto della voglia di riavvicinarsi a casa. Dopo 2 anni impegnativi ad Arzignano, e lì c'è un po' una colonia Virtus perché ritrovo Giovanni Bonetto, compagno dei giovanili, Pietro Cecchinato, con il quale ho fatto un anno in Under 20 e comunque ho condiviso un'esperienza super di DNG, e ritrovo Capitan Mancini che rimane lì come ruolo di fisioterapista, quindi comunque una figura storica per la Virtus, e quindi sicuramente uno scendere di categoria, però a casa, quindi anche a casa, però comunque con l'ambizione di voler fare ancora bene, di avere ritmi importanti. Quindi potremmo dire, Pippo, che alla fine, vedendo un po' dalla tua esperienza cestistica, in qualunque squadra dove sei andato, però sempre qualcosa di Virtus c'era e hai trovato, e anche tu hai portato. Fortunatamente sì, ovunque io sia stato, partendo dal Vignasego dove ho ritrovato Ciuc, che prima della gestione Frigio è stato l'allenatore storico, e poi vado ad Arzignano e comunque c'è una colonia virtusina, e vado ad Abano e trovo comunque una colonia di virtusini. Insomma, Virtus è un po' dappertutto. Diciamo che il seme Virtus arriva c'è un po' dappertutto. Un po' dappertutto. Sì, c'è un po' dappertutto. Allora Pippo, vediamo un po', hai avuto allenatori che hanno allenato in Serie A, allenatori che hanno allenato in Serie C. Quale allenatore porti più, che ha dato forse, come possiamo dire, di cui hai maggior ricordo? Beh, sicuramente sono arrivato alla conclusione che l'allenatore che ti porti più dentro è quello che ti lascia di più dal punto di vista umano, perché poi dal punto di vista tecnico bisogna lavorare sempre, bisogna martellare, però gli allenatori sicuramente che porto dentro con più ricordi positivi sono quelli che mi hanno lasciato di più dal punto di vista umano. Quindi mi ricordo Massimo Omologo, Massimo Caiolo, che poi nel tempo l'ho ritrovato, e vice allenatori come Alfonso Stefanelli, il quale mi ha allenato il primo anno di mini basket, e poi me lo ritrovo a fine percorso virtusino, allenarmi l'ultimo anno di giovanili in pratica. Quindi è stato una cosa molto particolare. Poi con Alfonso sono molto legato fuori dal campo, e poi ricordiamo record di palle rubate e palle perse nella stessa partita in Serie A2, stagione 96-97, forse forte tra Padova 2, scusate la parete.
poi sicuramente un altro vice allenatore che porto dentro è Alberto Garon, con il quale sono cresciuto, perché comunque è sempre stato legato alla mia famiglia, una famiglia virtussina, quindi l'ho sempre avuto da piccolo in casa e per un sacco di anni mi ha fatto vice allenatore, quindi questi sono gli allenatori con i quali porto dentro più legame e più ricordi sicuramente. E veniamo a un'altra cosa importante, lo spogliatoio. Tra i compagni di squadra, allora abbiamo detto che ogni compagno di squadra sei stato, sicuramente c'erano già degli ex giocatori Virtus o provenienti dal settore giovanile Virtus, ma i compagni di squadra di cui è il miglior ricordo, oppure che sicuramente più contento? Del percorso in Virtus porto dentro sicuramente il rapporto che ho avuto con Stefano Calzavara, con il quale ho condiviso siano 10 anni di campo per il settore giovanile e il primo anno ad Arzignano. Porto dentro Matteo Ferrara, che adesso è amato in A2, e Alberto Piglini, nonostante abbia smesso di giocare per motivi di studio, perché a Milano a studiare comunque ho ancora un bellissimo rapporto, e Eddie Garavello, che purtroppo ha smesso, però anche con lui porto dei grandissimi ricordi. Yes. E poi nelle squadre senior sicuramente porto dentro i ricordi di tutti i senior che ho trovato ad Albignasego, quindi vari Giacomo Vizzotto, Francesco Nanti, Ciccio Fabian, quindi senior che comunque mi hanno aiutato a crescere. La tua storia da allenatore e giocatore, ci possiamo fare un parallelo come Tiene Schiavon. Sei cresciuto come giocatore nel settore giovanile della Virtus, ti sei affacciato ai campionati senior, però hai iniziato anche ad allenare. Quindi da dove nasce questo tuo approccio verso l'istruttore e l'allenatore? Guarda, io penso che poi, come lo stesso Federico vi potrà confermare, o se mi chiederete comunque sarà disposto a dirvi, sono cose che secondo me nascono spontaneamente, cioè quando sei abituato a stare in palestra e quando sei abituato a essere parte di una società per così tanti anni, entrare in palestra ad allenare i bambini o fare parte del mini basket è una cosa che considero come conseguenza del fatto di essere parte di una società e di sentirsi parte di qualcosa. E Federico questo ruolo lo interpreta molto bene. Io sono stato avvantaggiato sicuramente perché alleno a Saccolongo, e Saccolongo per me è il posto dove sono nato, è il posto dove ho iniziato a fare mini basket. Avere un fratello come Tom, esatto, avere un fratello come Tommaso e come Giacomo, che hanno fatto lo stesso mio percorso di giocatori nel settore giovanile Virtus e poi iniziare a allenare a Saccolongo, quindi è stata una cosa che secondo me due senza tre. È arrivata un po' di conseguenza. La famiglia Rizzi su questo, perché tutti giocavano e tutti abbiamo iniziato a allenare a Saccolongo e tutti abbiamo fatto mini basket a Saccolongo, quindi è stata una cosa un po' di conseguenza di famiglia. Questo non vuol dire che mi sia stata imposta, però è una cosa che sta dentro la genetica, secondo me è una cosa che mi piace fare. La genetica Rizzi con la palla spicchi, che continuerò a fare, che sicuramente mi diverto a fare, allenare mini basket. Ti piacerebbe allenare anche il settore giovanile? Quello naturalmente ci si può pensare, però intanto la mia priorità è quello che mi diverto di più a fare ora, perché naturalmente studio, alleno, gioco, quindi quello che mi diverto di più a fare ora è stare con i bambini e allenare il mini basket. Questa è la mia priorità ora. Poi se nel futuro dovessero esserci esperienze di allenatore, di assistente, più che volentieri. Però ora questa è, diciamo, il mio ambiente nel quale sguazzo. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con Pippo. Pippo, grazie molte intanto, in bocca al lupo per i tuoi per la prossima stagione, sia da giocatore in primis e da allenatore in secundis. E amici virtusini da Piazza Duomo, con la cattedrale, simbolo dei 70 anni della maglia della Virtus Padova, un saluto e forza Virtus! Ciao a tutti!